E allora eccoci rientrati in studio, buonasera nuovamente. Allora iniziamo la nostra trasmissione presentando gli ospiti che abbiamo con noi in questa prima parte. Abbiamo Alberto Panfiglio, buonasera, sindaco Buonasera. Panfiglio, sindaco di Cona, uno dei comuni forse più famosi proprio per quanto riguarda l'immigrazione in Italia. Al suo fianco abbiamo Alain Luciani, buonasera, esponente della Lega, buonasera Luciani. Al suo fianco abbiamo Alberto Ruggin, buonasera Ruggin, esponente di Più Europa, una persona che lavora tra l'altro, no? Nell'ambito dell'immigrazione, dell'accoglienza. Quindi con voi poi parleremo allora di quella situazione che si è venuta a creare in questi giorni, ma partiamo con la storia e iniziamo con la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 12 giugno 1964. In Sudafrica Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo con l'accusa di alto tradimento. Mandela trascorrerà in carcere 26 anni fino al febbraio del 1990. 9 giugno 1898. Nasce a Prato Curzio Malaparte, scrittore, giornalista, ufficiale, poeta e saggista italiano. Tra le opere più note i romanzi Caput e La pelle e Maledetti toscani. Bene, allora iniziamo dalla figura di Nelson Mandela e lo introduciamo con questo breve servizio, guardiamo assieme. 12 giugno 1964, in Sudafrica Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo con l'accusa di alto tradimento. Leader dell'African National Congress, Mandela ha guidato per anni la lotta contro l'apartheid, il regime di segregazione razziale imposto alla popolazione nera del Sudafrica. Mandela, prima del verdetto, parla di fronte ai giudici del tribunale. Più potente della paura per l'inumana vita della prigione, dice Mandela, è la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni, in questo paese. Non ho dubbi che i posteri si pronunceranno per la mia innocenza e che i criminali che dovrebbero essere portati di fronte a questa corte sono i membri del governo. Mandela rimase in prigione fino al 1990. Nel 1993 venne insignito del premio Nobel per la pace. Bene, ecco, insomma, la figura di Nelson Mandela è una figura storica, una figura che ha segnato sicuramente, come dire, le vicende dei diritti umani, no? Inizierei da Alberto Ruggin. Sì, una figura sicuramente della storia, una delle più importanti della storia, vorrei dire. Il suo problema, la sua condanna era il suo essere, fondamentalmente il suo essere nero, perché comunque sappiamo anche la storia del Sudafrica, tutto il discorso dell'apartheid, più di 20 anni in carcere proprio per il fatto di essere nero. Per carità, aveva anche condotto una battaglia per il suo popolo, per i diritti del suo popolo. Pensiamo a tutte le situazioni in cui l'essere oggi ancora nel mondo può essere motivo di condanna in tante parti del mondo, perché magari una persona la pensa in maniera diversa, perché magari una persona è di un orientamento sessuale diverso, perché una persona appartiene a una religione diversa. In Italia c'è ancora il reato di clandestinità, che è l'unico reato nell'ordinamento italiano dove condanna la persona in quanto essere, cioè in quanto tu sei in una situazione di irregolarità, perché sicuramente quella persona non è che ha scelto di nascere in Senegal piuttosto che in Costa d'Avorio e ad un certo punto in Italia gli scade il permesso di soggiorno, si trova in una situazione di irregolarità, in quanto è in quello status, in quell'essere, quella persona rischia un processo penale, perché il reato di clandestinità è un reato penale, senza aver commesso un reato, senza aver commesso qualcosa, diciamo, contro la legge dal punto di vista della violenza nei confronti di cose o persone. Io credo che la vita di Nelson Mandela dovrebbe aver insegnato qualcosa al genere umano, che discriminare una persona per il colore della pelle, per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'etnia è una cosa disumana, perché certo, comunque andare contro i diritti dell'essere umano in quanto tale non
non ha senso, cioè l'essere umano quando inizia a differenziarsi per questo è lì che finisce l'umanità. Certo, Panfiglio è d'accordo su questa lettura? Finisce lì l'umanità? Ed è sempre assolutamente attuale, è attuale e i ricordi vanno nel momento in cui Sudafrica vince il campionato del mondo di rugby, Nelson Mandela lì e viene sdoganato in pratica dai giocatori di rugby, dal capitano François Pinard e da lì si comincia a capire l'errore dell'apartheid, il dramma di una popolazione che aveva vissuto in quelle condizioni. Ecco, è sempre attuale questo argomento, direi di sì. Certo. Luciani, l'apartheid è stato un periodo buio, no? Beh, penso sia una delle cose di cui l'umanità deve vergognarsi, insomma, no? Per cui sono quelle... Mandela fu una di quelle persone che sicuramente fu fondamentale. Il problema vero in realtà è del dopo Mandela, è il fatto che ad esempio in Sudafrica ci sia oggi un ritorno ad alcune situazioni abbastanza critiche nei confronti dei neri ma anche nei confronti dei bianchi, quindi quello che è importante non è solo la memoria, un personaggio è molto importante, ma il perseverare, le motivazioni, gli ideali che Mandela portò, che era di un giusto equilibrio, un giusto rispetto di tutte le anime del paese. Quello che oggi si fa troppo spesso è quello di dimenticare, di ricordare i personaggi ma di non andare oltre, e questo secondo me è gravissimo. Quindi su questo bisogna, un po' come tutti quelli che sono stati i momenti tragici della storia dell'umanità, continuare non solo a ricordare ma avere delle azioni che portino a dei cambiamenti, cioè tenere alta la guardia, perché poi i ritorni al passato purtroppo nella ciclicità della storia rischiamo che ritornino, per cui da questo punto di vista ritengo che la grande vittoria di Mandela sia stata proprio la sua carcerazione, cioè il fatto che all'inizio ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, ma poi vinci tu, quindi questo è molto importante, cioè dobbiamo tenere gli ideali di Mandela nella nostra società attualmente e continuare a seminare quello che Mandela ci ha lasciato, se no rimaniamo ai ricordi e perdiamo il fuoco invece di quello che purtroppo l'uomo è animale e quindi tendenzialmente torna a compiere degli errori, quindi cerchiamo di tenere alta la guardia, ecco. Certo, Ermanno, una carcerazione, quella di Mandela, 26 anni. 26 anni, una cella di 2 metri per 3, forse più piccola. E sicuramente Mandela era per gli inglesi, per diciamo i bianchi sudafricani, era un rivoluzionario, ma lui pretendeva quell'indipendenza del suo popolo che non veniva riconosciuta. Questa è la cosa più importante. Quindi chi era il vero criminale in quel momento? E Mandela dice che a un certo punto lui incominciò a leggere, cioè impegnò tutto il suo tempo nel leggere i libri dei bianchi, perché altrimenti non avrebbe potuto combatterli. E alla fine si fece una cultura tale che alla fine, quando ci fu la rivoluzione e gli inglesi diciamo hanno una marcia in più, utilizzarono Mandela per fare il cambiamento, Mandela ebbe la capacità e la preparazione di non vendicarsi di tutti i soprusi che i bianchi avevano fatto, ma siamo arrivati appunto alla famosa partita di rugby che unì il Sudafrica. E il problema però rimane e rimaneva, perché la cultura del Sudafrica non basta liberare un popolo, bisogna portarlo a un livello culturale, e questo Sudafrica non l'ha avuto e non ce l'ha tuttora, e diciamo che ci sono altri paesi africani come la Nigeria che approfitta di questa situazione, soprattutto per il commercio di droga e di altre sostanze. Quindi Mandela è sicuramente un personaggio unico nella storia, un po' come è stato Gandhi. Forse ha imparato anche da lui come muoversi nella politica. Quello che è importante è che noi abbiamo depredato l'Africa, e se oggi ci troviamo in questa situazione perché dall'Africa noi
traiamo le risorse ma non le paghiamo per il valore che hanno e di conseguenza la gente, e non investiamo in Africa, investiamo nell'importazione degli africani, e questo è motivo del prossimo dibattito. Certo. Invece adesso dobbiamo parlare di Curzio Malaparte, cioè la ricorrenza della nascita, scrittore, poeta, ma anche militare, una figura sicuramente particolare della nostra storia. Tra le opere conosciute di Curzio Malaparte, Maledetti Toscani, un'opera nella quale Ermanno, Malaparte racconta un po' quali sono le... Maledetti Toscani è una contraddizione, perché lui è toscano e di conseguenza in realtà esalta la genetica toscana, e in questo senso poi se vediamo il servizio che hai preparato, riusciamo a capire un attimo qual è, e abbiamo preso un personaggio tipicamente toscano con un sottofondo, la descrizione del toscano tipo. Ecco, vediamo assieme allora. Imparate dunque dai toscani a ridere in faccia a tutti coloro che vi offendono e vi opprimono, a umiliarli con l'arguzia, il garbato disprezzo, la sfacciataggine allegra e aperta. Imparate dai toscani a farvi rispettare senza timor della legge né degli sbirri, che in Italia tengono luogo della legge e della legge sono più forti. Imparate dai toscani a sputare in bocca ai potenti, ai re, agli imperatori, ai vescovi, agli inquisitori, ai giudici, alle signorie, ai cortigiani d'ogni specie, come si è sempre fatto in Toscana e si fa tuttora. Imparate dai toscani che un uomo in bocca a un altro non si è mai visto, che un uomo vale un altro e anche meno. Imparate dai toscani che non c'è nulla di sacro a questo mondo fuorché l'umano, e che l'anima di un uomo è uguale a quella di un altro, e che basta sapersela tenere pulita, all'asciutto, che non pigli polvere né umido, come sanno i toscani, che dell'anima propria son gelosissimi, e guai a chi gliela volesse sporcare. Beh, ecco, questo è un breve brano, ma abbiamo voluto, come dire, lo abbiamo anche per certi versi in tono ironico, abbinato alla figura di Matteo Renzi. Allora, cosa dice, Sindaco? Saranno pure stati toscani tutti e due, però si può anche essere in disaccordo con la figura di Malaparte, ma direi che la figura compassionevole del signor Renzi fa sì che io abbia un atteggiamento verso di lui di vera pietà. Non hanno saputo nemmeno avere il coraggio di fare delle cose giuste, magari perdendo voti. No, hanno perso voti negando addirittura la propria identità. E questa è la perdita totale. Preferisco Malaparte, che in qualche modo difendeva il proprio pensiero, magari andando a destra e a sinistra, magari non capendolo, certamente sì. E un po' mi identifico, non perché sia io che cambio di opinione, perché di fatto a Cona è successo una cosa, l'isolamento. Ecco, il toscano vive isolato perché non accetta. Io ho vissuto isolato da questo punto di vista. Dopo ci racconterà. Alberto Ruggina. Io mi ero preso un pezzo appunto dell'opera di Maledetti Toscani che dice: la libertà è un fatto dell'intelligenza ed è quella che dipende da questa, non l'intelligenza dalla libertà. Io penso che la libertà, legato anche al discorso di Nelson Mandela di cui abbiamo parlato prima, è il valore più importante per l'essere umano. E quando appunto noi non capiamo l'importanza di questo valore, quello che appunto ad esempio Nelson Mandela ha fatto nella sua vita per il valore della libertà, penso che la libertà anche di un gruppo di minoranza, che può essere quello dei neri, che può essere quello dei rom, che può essere quello di una qualunque minoranza sociale, è una libertà che rende tutti noi più liberi, rende la società più libera. Credo che la libertà vada sempre perseguita, perché sono stati secoli che la società ha cercato di combattere per la libertà, e credo che il pericolo che oggi c'è, perché c'è sempre la possibilità che questa libertà possa essere messa in discussione, è sempre dietro l'angolo. Alain Luciani, allora, che cosa dice? Aveva
comunque le caratteristiche del toscano, no Matteo Renzi? Cosa dice? Sì, forse anche esageratamente, cioè lui riusciva proprio a creare proprio una vignetta poi di quello che... In realtà io vedo una grande somiglianza tra il Malaparte e il Renzi, nel senso che entrambi hanno, per il fine, sono passati da un'idea all'altra con una leggerezza proprio incredibile, nel senso che Renzi teoricamente viene da una politica, se vogliamo, di sinistra, per cui quella sinistra anche insomma molto di sinistra, per cui comunque il ruolo dell'operaio piuttosto che del sindacato, quindi comunque teoricamente lui proveniva da quel mondo. Poi quando ha fatto una politica più per le banche, per le assicurazioni, per i grandi gruppi di potere, ma la parte bene o male anche lui è passato da destra a sinistra come fosse un gioco, cioè da fascista a comunista, non si capisce bene questi, quindi mi sa che questi toscani, non voglio generalizzare, magari c'è qualche toscano, però sono un po' troppo allegrotti sulle cose, cioè un po' dove tira l'aria, loro vanno, ecco, in realtà non è così, perché i toscani sono un gran popolo, anzi è un popolo che io ammiro molto, perché sanno essere spesso sorridenti, sanno sdrammatizzare in situazioni dove magari noi, per esempio noi veneti, magari siamo un po' più drammatici, facciamo prendere un po' troppo le preoccupazioni, ma loro passano da una parte all'altra in un'agilità incredibile, per cui in realtà vedo molte affinità tra i due personaggi. Sì, certamente. Un toscano si nota, no? Sì, i toscani hanno questa grande capacità di usare la parola. E Dante diceva appunto che il volgare è una lingua che è stata recuperata dai toscani e non dipende dal latino, non deriva dal latino, è una lingua babelica. Cioè quando la famosa torre di Babele, le lingue si mescolarono, quindi ci fu questa separazione della lingua, ecco che improvvisamente apparve il volgare, che poi fu messo da parte ma recuperato alla grande, e questa fa parte naturalmente di una toscanata di quelle pazzesche, ma lo diceva Dante, quindi grande rispetto. Ma Curzio Malaparte era anche un grande giornalista e scrive Caput, per esempio, una serie di aneddoti, e in questi aneddoti parla in particolare, lui ha avuto esperienze durante la guerra, prima e durante la guerra girava come corrispondente del Corriere della Sera, eccetera, e conobbe personalmente Ante Pavelić, il grande dittatore che aveva creato il nuovo Stato della Croazia nel 1941, e testimonia con il racconto, il cesto di ostriche, racconta cosa era successo, cioè lui viene invitato perché conosce bene Pavelić, va a Zagabria per altri motivi, viene invitato nell'ufficio di Ante Pavelić e sulla sua scrivania c'è una cesta che lui ogni tanto butta l'occhio perché gli sembra che siano delle ostriche aperte. Nel frattempo arriva anche l'ambasciatore italiano e Pavelić e l'ambasciatore italiano si strizzano l'occhio e l'ambasciatore dice: hai visto cosa c'è lì? Che belle che sono quelle ostriche, e tira via lo straccio che le copriva ed erano occhi, cioè era quello che stava succedendo nella Croazia, dove Ante Pavelić era responsabile di almeno 1 milione di croati, di religione ortodossa, ed erano di origine cosiddetta serba, diciamo, parlavano il serbo, e quindi 1 milione furono convertiti forzosamente al cristianesimo, l'altro 1 milione invece passò a miglior vita. Questo era uno dei sistemi. Pavelić fu salvato poi alla fine della guerra perché mandò 30 casse di oro in Vaticano e lo spedirono in Argentina, e in Argentina ci rimase fino a che ci fu Perón. Alla fine di Perón Pavelić andò in Spagna perché c'era Francisco Franco, era l'unica zona dove poteva essere sicuro che non l'avrebbero in qualche maniera vessato. E prima di morire scrisse al nuovo Papa, che era Giovanni XXIII, e che gli diede l'indulgenza plenaria. Quindi me lo immagino quando va in paradiso
e trova San Pietro e dice guarda che hai sbagliato strada, dovevi scendere, non devi salire. No, dice, io ho l'indulgenza plenaria di Giovanni XXIII e quindi tu mi devi far entrare, perché quello che si scioglie in terra si scioglie in cielo e viceversa. Quindi questo è Maledetti Toscani e l'altra, e La pelle è l'altro libro di Curzio Malaparte, sicuramente un grande toscano, anche se poi non era di origine toscana, perché la madre non era nemmeno italiana. Certo, bene, andiamo nuovamente, allora ci fermiamo qua un attimo, ma torniamo subito per parlare di questa settimana, come dicevo in apertura, incandescente per quanto riguarda la questione migranti, i rapporti all'interno dell'Europa, anche del nuovo governo. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.